Benvenuto tifoso del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per ricevere sempre le principali notizie dal nostro amato club. Forza Napoli sempre! Nella finale della Coppa di Turchia, il Galatasaray ha sconfitto il Trabzonspor con una netta vittoria per 3-0, aggiudicandosi il trofeo per la 19ª volta nella sua storia. Il protagonista principale della partita è stato Victor Osimhen, attaccante in prestito dal Napoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni. Guardando al futuro, voglio fare un grande applauso a tutta la squadra. Siamo molto contenti. Abbiamo lottato benissimo dall'inizio alla fine. Vogliamo anche ringraziare i tifosi. Sono stati incredibili per tutta la partita. Stavamo lottando per vincere 3 trofei, ma ne abbiamo perso uno. Ne abbiamo vinto uno. Domenica lotteremo per la quinta stella. Sono state le prime parole del quotidiano turco Fanatic. Quanto ai suoi 35 gol in questa stagione, record personale e miglior marcatore straniero del Galatasaray alla sua prima stagione, il bilancio è ovviamente meraviglioso. Ringrazio i miei compagni di squadra. Oggi Yunus Akgün con 3 assist, NDR, è stato davvero il collante per tutti. Sono molto contento dei gol che ho segnato, ma entrare nella storia è una grande soddisfazione per me. Continuerò a lottare. E sul futuro, visto che a fine stagione dovrà tornare al Napoli, vista la volontà di trattenerlo a Istanbul, sfruttando la clausola rescissoria, 75 milioni, per i club esteri, non so proprio resistere ai tifosi del Galatasaray. A fine stagione dovrò prendere una decisione molto importante. Voglio ringraziare tutti per quello che ho vissuto durante questo percorso e prenderò la mia decisione a fine stagione. Secondo te, tifoso napoletano, accetteresti il ritorno di Osimhen al Napoli la prossima stagione? O no? Voglio sapere cosa ne pensi nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!